Io ringrazio tutta quanta la cittadinanza per aver avuto fiducia in questo gruppo, che è comunque un gruppo nuovo, con tantissima voglia di fare per migliorare Eraclea e per dare una svolta a questo paese. Promette una svolta Nadia Zanchin, nuovo sindaco di Eraclea, il comune del litorale che nell'ultimo anno e mezzo è finito nella bufera per le note vicende di Camorra, oggetto di un maxi processo ricco di colpi di scena e rivelazioni in aula bunker a Mestre, una ferita che si era aperta con l'arresto per voto di scambio dell'ex sindaco Mirko Mestre e il conseguente commissariamento del municipio. C'è tanto quindi da lasciarsi alle spalle e tanto anche da ricostruire. Per quanto riguarda i fatti noti, io sinceramente non mi sento nemmeno di entrare nel merito perché c'è già una magistratura che sta facendo il suo dovere. Per quanto riguarda il futuro saremo molto attenti, insomma. Avvocato, 45 anni e mamma di un ragazzo di 13, Zanchin ha staccato di circa 500 voti il rivale Gian Andrea Babbo, distanziati Morena Causin, Danilo Biondi e Anna Maria Babbo. Zanchin è la prima donna a guidare il comune di certo nel momento più delicato della sua storia recente, ma le idee sui primi passi da muovere sembrano già chiare. Sicuramente ripartiremo dalla macchina amministrativa e poi viene tutto il resto, il settore turistico, la programmazione è già quindi per il prossimo anno, con le spiagge. Quindi sindaco Eraclea riparte. Eraclea riparte. Noi vogliamo vedere, non guardare più tanto il passato, ma vedere proprio il futuro per farla ripartire e per dire Eraclea ha voglia di crescere.